crosticina formaggiosa croccantissima e tante cipolle. Finalmente, Sua Maestà, la zuppa di cipolle della nonna Anna, con una piccolissima rivisitazione. Si affettano le cipolle molto sottili. Ora tu mi dai il cambio, un'acchera lì dietro. Eccola. Nel coccino, come la faceva la nonna, Vai. Vai. Olio, Buono. farina. Sale e altro giro d'olio. Ora le si fanno rosolare finché non diventano belle bionde. E una volta belle bionde, Si aggiunge il brodo, si tappa e si fa cuocere una quarantina di minuti. una volta pronta si mette in un altro coccio il pane abbrustolito, un giro d'olio, la cannella e Il segretuccio è l'Emmentaler svizzero DOP. se ne grattugia una generosa dose e si mette sopra. E si va in forno per farle la rosticina. Ed eccola qua, pronta per l'assaggio. E lei, con questa piccola variante poi, è la fine del mondo.